Perché è arrivato in Italia? Perché tutti come io venivamo fuori per trovare un lavoro, una vita più sicura. È una storia comune di immigrazione, quella di Andrei Dragancea, partito dalla Moldavia per una vita migliore. La sua è una storia di integrazione possibile, iniziata però nel peggiore dei modi, da clandestino, letteralmente scaricato a Padova. Perché a Padova ci hanno abbandonati in mezzo alla strada e ha detto arrangiatevi, andate dove volete. E da lì è cominciata la sua storia, che è cominciata lavorando di notte, lavorando dove si riusciva a trovare. Abbiamo cominciato con qualche ora, con scarico merci, zone industriali, dopo qualche lavoro più sicuro, ho provato più lavori, finché dopo sono tornato a casa perché avevo la moglie con una bambina piccola. Così Andrei torna pagando dei passer albanesi con la sua famigliola e si adatta a dormire nelle case diroccate. Ho vissuto anche in case abbandonate, anche in mezzo al campo, su un cartone, in pioggia, perché così erano i tempi. Anni 99 che se no ti mettevano su un aereo e ti mandavano a casa, ma per arrivare qua si spendeva un sacco di soldi. Oggi, dopo 25 anni, Andrei è un vivarista di Roncade, uno dei tanti stranieri che portano avanti l'agricoltura trevigiana e veneta, che lo scorso anno ha visto un boom di partite IVA in tutta Italia. Più 28% di stranieri che si sono messi in proprio lavorando i campi. No, io ho fatto il dipendente di qualche vivaio e dopo ho visto che per me era troppo piccolo stare fare qualcosa che dicevano altri, ho voluto fare io da solo, tutto mio. Crescere le piante, fare le piante, arrivare a qualcosa di nuovo, non so, fare qualcosa di più. Oggi Andrei e la moglie Nadia gestiscono il loro vivaio lungo la Treviso Mare. Ha acquistato il terreno, poi altri appezzamenti a Silea, poi la casa di proprietà per un esempio di integrazione possibile che continuerà con le due figlie che qui studiano e lavorano. Tutto bello? Non proprio. Come vieni trattato? Da straniero oppure sei integrato? Bosco senza rami secchi non c'è, ma più rami sono vivi, vuol dire che più persone mi trattano da persona come loro, ma c'è qualcuno che ti tratta anche come niente. Ma Nadia e Andrei non si scoraggiano perché sanno di essere la prova che si può fare. Qual è il consiglio che dai a un giovane che magari immigrato vuole inserirsi partendo proprio dall'agricoltura? Ascoltare, capire, dopo fare. Eh, un po' un passo alla volta perché meglio passi piccoli e sicuri che passi grandi e insicuri in questo caso.